Direi che in primis, se parliamo appunto di tecnologie, oggi ci sono veramente delle opportunità per migliorare quelli che sono i servizi e diciamo il lavoro che si fa nei vigneti e in generale in agricoltura, perché la 4.0 ha finanziato la 4.0 ha finanziato in maniera importante in questo segmento che comunque aiuta oggi gli agricoltori a fare operazioni mirate, a risparmiare in termini anche di utilizzo di prodotto, ma soprattutto monitorare quelli che sono, diciamo, i propri appezzamenti e fare cose assolutamente studiate anche a tavolino. Abbiamo oggi la tecnologia che ci aiuta in termini di droni, in particolare oggi sono assolutamente un mezzo che ci aiuta in questo senso a fare appunto tutti quelli che sono i trattamenti, fare, come dicevo, mirati, di ottimizzazione e recupero, che oltre che andare incontro alla sostenibilità si va appunto a risparmiare in termini di prodotto quantità importanti. I sistemi satellitari sono fondamentali anche lì per dare indicazioni in base a quelli che sono anche i cambiamenti e anche le previsioni meteorologiche oggi sono importanti appunto per far sì che le operazioni siano assolutamente fatte con criterio e con dovizia e anche con tutta l'attenzione necessaria. Le campanine che sono diffuse ormai su tutti i territori e sono collegate fra loro ci danno indicazioni importanti appunto per fare questo tipo di operazioni che sono assolutamente necessarie oggi per fare sì che l'agricoltura non sia più quella, diciamo, non che dia quell'attenzione, che ci sia quella professionalità che oggi ci permette di fare sì che si possa veramente essere efficienti, efficaci e risparmiare in termini anche di prodotto, come dicevo. Si sta promuovendo anche insieme alle multinazionali, alle aziende che ci forniscono i prodotti mirati che vanno anche a essere meno impattanti dal punto di vista ambientale. Parliamo di fertilizzanti, stessi fitofarmaci. Oggi abbiamo a disposizione prodotti che fino a qualche anno fa non avevamo e che sono assolutamente più efficaci, meno impattanti e hanno la stessa resa con un utilizzo anche più a lunga scadenza. Perciò credo che oggi la tecnologia sia assolutamente al servizio, sia l'attenzione di tutti, in primis noi che la proponiamo ai nostri soci, ma le aziende stesse stanno facendo investimenti per far sì che questo ci permetta appunto di lavorare meglio, essere più attenti e creare quella vera sostenibilità, non a parole ma nei fatti, che aiuta il mondo agricolo. Se il Veneto oggi sviluppa nel mondo agricolo circa 8 miliardi di fatturato, per la metà quasi la metà vengono prodotti nel Trevigiano, che appunto non è solo Prosecco con la DOCG di Cognano Dobiadene e con la DOC e con tutti naturalmente le altre DOC che abbiamo sul territorio, ma è frutto anche di un'agricoltura variegata che va dall'ortofrutta alla zootecnia con dei prodotti di grande eccellenza. Basti pensare al radicchio rosso di Treviso, che è riconosciuto fra i 5 radicchi più importanti a Veneto, ma è comunque quello, diciamo, di riferimento nei mercati internazionali. Purtroppo lì siamo un po' carenti per quanto riguarda la difesa dell'IGP, perché un prodotto così unico andrebbe tutelato in maniera un po' più efficace e determinata, perché rischiamo purtroppo che poi si confonda con altre tipologie che niente a che fare con la grande qualità che si produce qui in questo territorio e comunque in Veneto in generale. Abbiamo come dicevo appunto nel Veneto, guardandolo un po' più nella sua ampiezza, 40 DOP, abbiamo 380 IGP che raccolgono, ripeto, in tutti i settori prodotti di grande qualità. Nel mondo dei formaggi Treviso non è un esempio, ma è un esempio in tutto il Veneto, quello che produciamo con il Montasio, l'Asiago nel Vicentino e il Piave che si produce nelle nostre latterie, per grosse cooperative che abbiamo qui a Treviso con la Soligo, per la Busche e Belluno. Perciò abbiamo da questo punto di vista una garanzia che i nostri produttori hanno di riferimenti importanti e hanno anche oggi aziende consolidate che riescono comunque a valorizzare il prodotto, perché quella sfida che abbiamo e che avremo in futuro, al di là di quello che
produciamo, ripeto, che si pongono dei prodotti di qualità, è la valorizzazione e la trasformazione che deve dare quel valore in più alle nostre aziende. Perché se è anche vero che l'agricoltore fino a qualche anno fa si limitava a produrre i nostri, diciamo, prodotti fini a se stessi, oggi c'è la volontà, c'è la necessità anche di trasformarli in modo che si diventino aziende vere e proprie, si diventino imprese e si riesca a dare quel valore che oggi aiuta a crescere, aiuta a investire e aiuta anche a affacciarsi nei mercati non solo nazionali. Perciò da questo punto di vista i giovani in particolare hanno questa attenzione, hanno questa visione che fanno ben sperare per sviluppare, ripeto, quello che comunque si è fatto negli anni, ma si dia quella visibilità e quel valore che oggi è fondamentale appunto per far sì che si possa crescere e si possa pensare appunto anche a un futuro positivo. Poi basti pensare anche all'olio, no, che in questi ultimi anni non è più un prodotto marginale, ma sta diventando un prodotto di grande valore, di grande anche interesse che abbiamo non solo nelle gambe. Io credo che, scusa, non per interromperti, ma proprio per sottolineare questo aspetto, io credo che l'olio qui, il ritorno dell'olio in questo territorio sia proprio frutto del cambiamento climatico, cioè c'è una particolare attenzione, le temperature si stanno alzando, così come, che ne so, nei territori dell'Ucraina, dell'est Europa, il mais, il frumento sta, grazie all'aumento della temperatura di circa 2 gradi, ha permesso a quei territori di cambiare anche il sistema produttivo e quindi iniziare grandi produzioni in territori che fino a qualche tempo fa erano sempre ricoperti di neve. Qui l'olio ritorna in questo territorio e noi lo cogliamo sicuramente con favore. Beh, sì, siamo a Vittorio Veneto dove inizia la nostra pedemontana e arriva fino nel Bassanese. Questa è una fascia che ha una sua storicità, ma come dici tu sicuramente è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni, anche se le difficoltà non mancano, quest'anno lo sappiamo. Non è stata un'annata facile in termini di raccolta e di produzione, però la qualità è indubbia, sicuramente stiamo parlando di prodotti di nicchia, ma di fascia veramente di alta qualità. Sì, i cambiamenti climatici sicuramente vanno a incidere su quelle che sono le nostre produzioni, l'abbiamo visto, ma quest'anno è stato sicuramente un anno non facile, però come dicevo prima le tecnologie ci sono e devono assolutamente essere di supporto, di aiuto alle aziende e fa sì che limitare almeno i danni che abbiamo visto particolarmente quest'anno sono stati abbastanza evidenti e significativi.